Buonasera, Barbara Braghilla, Empatico Giornale, Mostra del Cinema di Venezia 2025. Siamo all'Hotel Excelsior, spazio della Regione del Veneto e ho il piacere di incontrare anche una ex collega, giornalista ed è consigliera regionale, Laura Cestari. Buonasera. Buonasera e grazie Barbara per questa intervista che mi rende molto onorata. Grazie Laura. Allora qui siamo per la valorizzazione del territorio del Delta del Po. Parlaci tu di questa iniziativa, il titolo e quant'altro, prego. Allora, l'iniziativa si chiama Borghi Fluviali tra Adige e Po. Quindi in realtà non è solo il Delta, prendiamo tutto il Polesine, tutta la comunità rivierasca del nostro Polesine. È un evento, sono eventi in realtà, è una serie di eventi che nascono da un bando ministeriale, il Ministero del Turismo, che grazie al PNRR ha trovato tutta una serie di fondi fondamentali per la promozione e la valorizzazione del nostro turismo, in questo caso turismo fluviale. È un progetto che vede Fratta Polesine capofila insieme ad altri 18 comuni. La provincia ha fatto davvero da volano insieme ad altri portatori di interesse come Assonautica, FIAB e non solo. La cosa stupenda è che va di pari passo con una legge che io ho presentato in regione, ci ho impiegato 2 anni per farla uscire, quindi altro che parto gemellare, e la mia legge, la legge 5 del 2024, che va nella stessa direzione dell'iniziativa presentata oggi, cioè quella di valorizzare il turismo fluviale delle comunità rivierasche e anche la parte infrastrutturale, perché per parlare di turismo devi avere anche delle infrastrutture che ti permettano di veicolare un certo tipo di messaggio. Quindi insomma tanti comuni coinvolti, per l'ennesima volta si valorizza il Delta del Po, la provincia di Rovigo che è meravigliosa con le sue peculiarità, qui comunque è il Veneto che è sempre un'eccellenza e anche la mostra del cinema. Assolutamente sì, infatti la Regione Veneto ormai da anni regala questo spazio dedicato al cinema, all'audio, prodotti multimediali del nostro territorio e il Polesine è protagonista. Evviva! Siamo qui tutti a festeggiare la mostra del cinema e anche il nostro Delta del Po e tutta la provincia di Rovigo. Barbara Braghilla, Empatico Giornale e consigliera regionale Regione del Veneto. Laura Cestari. Ciao, Lido di Venezia, mostra del cinema, spazio Regione del Veneto.